Ci vediamo domani mattina. Arrivederci, buona giornata. Ricordo dell'ambasciata. State senza pazzire. Vai. Ma si guarda dentro a quella porta dove c'è sta quella creatura, ma fa pensare un paese nostro, a come ci siamo ridotti, a come ci siamo combinati, sentendo pure un discorso non ragioniero prima. Ma perché? Perché io sono tornato e mi pensavo di trovare la famiglia mia o distrutta o a posto onestamente. Perché? Perché io sono tornato dalla guerra. E tu giustamente puoi dire che colpa ne te chi? La guerra non l'ho voluta io. No, la guerra non l'hai voluta tu, ma i soldi ti hanno fatto perdere la calma. Amato, tutti questi soldi, l'hai cominciato a bere a poca volta. Prima 10, poi 50, poi 100, poi 1 milione. E non ne capite più niente. E non ho tenuto a tempo i capitoli che ho capito io quando sono tornato, che l'ho visto tutto quanto insieme, ma io tocco i soldi e non mi sbatto il cuore. Eppure si sbatte il cuore quando si toccano i soldi, no? Che io sa, se fosse rimasto, forse avessi perso la capa pure io e chissà come andava a finire. Ma mo che faccio, Che faccio? A Maria Rosaria, che ieri sera vicino al letto della sorella mi ha contato tutte cose, che faccio? La piglio per un braccio, la butto in mezzo alla strada e gli dico vai a fare la prostituta! La prostituta! E a te? A te che ne hai saputo fare la mamma, che faccio? T'accida? Te levo con una! E non abbastano le tragedie che ci stanno sparse con una, no? Non abbasta lo scuorno che abbiamo tutto quanto in faccia dentro a questa casa! E Amedeo che fu un mariuolo, Amedeo fu un mariuolo, figlio da roba! E forse sulla Issa non ci ha già pensato io. Perché ci sta già chi ci sta pensando. Tu mi hai capito, Tu mi hai capito. E io ho capito che più la famiglia si sta perdendo e più il padre sa da pigliare la responsabilità. Che è successo? La guerra, la guerra. Che è successo? Maria. Che è successo? Scaffami un po' di caffè, va. E che ne sappi che è successo? Io ci davo la mattina e gli va a fare spesa. A me accompagnava di luce a scuola e poi gli va a faticare. Poi tornava a casa e metteva a cucinare. E a sera prima di mangiare ci mettevamo intorno a tavola e ci facevamo segni la croce. E mo che è successo? Come stai, Lucio? Poi a me te. O dottore ha fatto quello che potevo fare, ma non si chiude l'appuntamento. No, ci ho pensato che Lucio stava poco buone e pareva brutta. Era brutto, mira. Ma per mettere poi vicino alla moglietta la picciarella, va, che te ne la fareva forte. E domani mattina
Si sta meglio, l'accompagni stessa alla società del gas di piglia servizio, va bene? Va bene. Marino, non ti preoccupare, vieni a casa, papà pensa pure a te. Mamma, ti mamma, pigliate una soluzione di caffè. Lo dobbiamo aspettare, mamma. Come ha detto il dottore? Dobbiamo aspettare a passare la nottata.